trovata davanti a un libro speciale. Considero davvero un onore grande presentare oggi Ciriaco Feddu, e mi fa enormemente piacere anche la presenza dell'attrice Vittoria Marras. La sentirete, ma è un'attrice bravissima, col suo maestro Gavino Poddi, che praticamente è nato il teatro a Nuoro, prima non se ne parlava. Allora diamo il via. Ho letto una bellissima frase su internet, che è questa: leggere un libro non è uscire dal mondo, ma entrare nel mondo attraverso un altro ingresso. Niente di più vero per il libro di Ciriaco Feddu. Ed io questo ingresso, nell'avere tra le mani il bellissimo libro di Ciriaco Feddu, l'ho trovato e sono entrata e mi sono sentita immediatamente accolta. A volte penso che siano determinati libri a cercare la via di casa e spesso la trovano. Così è accaduto per Francesca, dono di un'amica speciale, che conoscendomi ha scelto qualcosa capace di lubrificare la mia anima. Tra le pagine del romanzo pulsa il cuore della mia Nuoro amata, che quando io vado a Nuoro e leggo Nuoro mi commuovo. Eppure vivo a Bodoni 42 anni. Nuoro, per me la parola Nuoro è come il nome della persona amata, cioè ha un corpo. Non c'è altra spiegazione. Una Nuoro che però, dopo la lettura del libro, ho capito di non conoscere in profondità, ma che ora, dopo aver assaporato Francesca, scopro e riscopro. Grazie a Ciriaco Feddu, e queste sono parole sue, ho scoperto come lui fa dire al narratore, perché scoprirete, ce lo spiegherà dopo lui, chi è il narratore all'interno del libro, una millenaria civiltà con fortissime e peculiari radici, un indomito spirito di indipendenza e una vincente serie di eventi di coraggio e di fermezza. Ovviamente desidero precisare che il romanzo non avrebbe perso un grammo della sua bellezza se la vicenda della quale si narra si fosse svolta in una città qualsiasi, ma quando lo avrete letto, ognuno di voi capirà che Nuoro e solo Nuoro poteva essere il palcoscenico giusto. Entriamo nel libro. Questo è proprio, io ne sono convintissima di questo. Se i barbaricini e sardi in generale dovessero leggere le prime 28 pagine del tuo libro, scomparirebbero vie e piazze dedicate ai vari Savoia, e sarebbe, a mio parere, un passo avanti. La Barbagia non si è mai arresa alle storiche invasioni di arabi, africani, bizantini, francesi o spagnoli. Anche i romani, durante 1000 anni di guerre, sono stati tenuti lontani da questa gente sdegnosa e pungente, capace di colpire e sparire negli abissi del proprio territorio. Hanno attraversato da invincibili il corso dei secoli. La brutale colonizzazione della Sardegna da parte dei piemontesi iniziò nel XVIII secolo. I piemontesi confermarono subito il loro carattere opaco e avido, dando corso a violente campagne di spoliazione, chiamate guerre contro il banditismo. I piemontesi si impadronirono della terra, del legname, delle greggi, di ogni cosa. Uccisero e impiccarono senza misericordia quanto osavano opporsi alle loro conquiste. All'inizio del 1800 agì come polizia in Sardegna un corpo franco, una costola dell'esercito piemontese composta da ex carcerati e criminali, cui era stata data mano libera al di fuori di qualsiasi legge. Il popolo sardo morì in silenzio. Allora Ciriaco, il narratore si rivolge a un certo Demos. Chi è esattamente Demos? Perché il narratore sceglie lui? Intanto volevo chiarire un concetto che credo sia fondamentale, che è quello che cos'è la letteratura, perché effettivamente noi giriamo attorno a queste cose, poi non sappiamo effettivamente distinguere cosa vuol dire letteratura. Secondo me la letteratura poggia su due pilastri fondamentali. Uno è una grande ricerca e una grande
capacità di rivedere il libro e di lavorarci, cioè il libro non è un qualcosa che viene scritto così, d'emblée. Io scrivo un libro in 2 mesi, metto a posto, lo correggo, eccetera, ma è un processo soprattutto interiore. Il libro cresce perché interiormente noi cresciamo col libro e quindi via via il libro si stratifica, migliora, si arricchisce. E l'altro plinto del concetto di letteratura è quello di descrivere un mondo e di farlo accettare a chi legge, perché appunto, come diceva Rosalba prima, un libro è una porta, quindi il lettore deve entrare in questo mondo e sentirlo suo completamente, dall'inizio alla fine. Scrivere un libro vuol dire avere un grandissimo rispetto per chi leggerà il libro, quindi cercare di portare il meglio a chi leggerà il libro. Demos, quindi questo personaggio che è questo Luis Francia, è servito a questo, è servito effettivamente a riportare entro certi binari la narrazione, a farla atterrare nei momenti in cui magari i sentimenti prendevano la mano. Questo è un libro che mi ha fatto piangere dall'inizio alla fine, per cui era anche facile perdere un po' il controllo della scrittura. Ci voleva questo narratore e senza di questo non sarebbe nato Francesca, insomma. Le memorie sono state scritte da Francesca, la protagonista, in lingua sarda, dopo la Seconda Guerra Mondiale, e riguardano gli ultimi 3 anni della sua vita, dal 1961 al 1963. Francesca era una ragazza con poteri soprannaturali, poteva trattare con la morte. Francesca, figlia di Laura, era la nipote di un avvocato famoso ed era un'appassionata lettrice. Abbandonò la scuola all'età di 14 anni, dopo la morte della nonna, dalla quale non fu mai amata. La madre Laura aveva una sorella e un fratello, Grazia e Antonio, morti entrambi. Antonio morì a 2 anni, consumato dalla febbre spagnola. Laura, invece, morirà a 28 anni, colpita mentre rientrava in treno da Cagliari da una pallottola sparata da un aereo durante la Seconda Guerra Mondiale. Laura, mia madre, ha lasciato la Sardegna dopo la guerra. Aveva 24 anni quando è andata a Genova, nel quartiere di Bolzanetto. 7 mesi dopo è tornata a Nuoro incinta. Le parole Genova e Bolzanetto erano incise nel granito dell'animo di mia nonna, come pure il nome di mia madre. Sì, Laura, Genova e Bolzanetto erano l'immenso masso che mia nonna spingeva ogni mattina in alto, sulla collina della sua auspicata redenzione, pregando e ancora pregando, solo per vederlo rotolare giù, in basso, nell'abisso del suo disonore. Il mio nome fu da lei cancellato, rigettato, come se non fosse mai esistito. Sono nata il 18 gennaio 1946, al secondo piano della casa di miei nonni, nella povera soffitta dove mia madre aveva scelto di trasportare il suo letto e dove sarebbe morta rapidamente di una rara forma di cancro al fegato 1 anno dopo. Non ha rivelato chi fosse mio padre, neanche in punto di morte, neanche a sua madre. Nella cultura del periodo, scrivi, il sesso era censurato e condannato più dell'omicidio. Perché? Premesso che comunque si trattava di una cultura matriarcale, la cultura sarda, la cultura barbaricina è comunque una cultura matriarcale, dove la donna effettivamente aveva in mano tantissime leve della famiglia. Il marito era un po' il re, però il re di che cosa? I soldi li curava la moglie e e l'onore soprattutto della famiglia era in mano alle donne. Erano le donne che decidevano soprattutto quello che era la ragione o meno di una vendetta, non erano gli uomini. Quindi c'è fortemente una cultura matriarcale che ha attraversato
gli anni di cui possiamo avere ricordo, quindi stiamo parlando dell'800, del Novecento. All'interno di questo però, appunto, forse anche proprio per questo, mentre nei circoli femminili, che io ricordo molto bene perché io ho avuto 2 sorelle, mia madre, le zie eccetera, quindi io di fatto sono cresciuto circondato da donne, e i racconti del sesso fatti dalle donne erano normalissimi, erano normali, erano una cosa, cioè parlare del sesso fra donne era molto normale, però questo si fermava proprio sull'uscio di casa. Perché poi invece il sesso fuori dall'uscio di casa diventava lo scandalo, si parlava di sesso solo in termini, si arrivava a parlare di sesso solo in termini di scandalo, mentre invece era normale che purtroppo nei nostri paesi, nelle nostre città, cittadine, gli omicidi fossero comunque purtroppo non dico una norma, però erano fatti usuali, non erano fatti eccezionali che turbavano. Anche perché, e poi lo si ritrova un po' nel libro, il concetto di vendetta, cioè il concetto del codice barbaricino, il concetto di vendetta è stato poi tradotto in maniera molto, molto, molto pesante e molto stupida, nel senso che sembrava che fosse permessa semplicemente la vendetta. Il concetto di vendetta, che risale a Eleonora d'Arborea, quindi alla Carta de Logu, che ha parlato del 1390-1392, era completamente e totalmente codificato, c'erano tutta una serie di passaggi che portavano fino alla vendetta, però era la vendetta, tra virgolette, comunitaria del paese, mai la vendetta era compiuta da chi era stato offeso, ma era compiuta dal paese. Quindi era già una forma in un certo senso di Stato. Quindi il fatto che ci fossero degli omicidi che adesso evidentemente aborriamo e che evidentemente non comprendiamo più, in quei tempi lì, sto parlando degli anni 50, degli anni 60, era un fatto normale. Il fatto che una donna rimanesse incinta fuori dal matrimonio e questo fosse, diciamo, visibile al quartiere o al cosa, questo invece era fortemente uno scandalo e quindi veniva interiorizzato molto di meno di quello che era un possibile omicidio. La morte concederà a Francesca del tempo ogni qualvolta glielo domanderà. Ma quali saranno le conseguenze per Francesca, soprattutto quando la richiesta verrà fatta senza un giusto motivo? Ma vabbè, non anticipiamo il libro perché no, quello che volevo dire era questo. Allora, c'erano diverse categorie di streghe, comunque di persone essenzialmente femminili che avevano a che fare con l'aldilà, questo soprattutto a Nuoro ma anche nei paesi vicini. Erano generalmente molto persone che soffrivano molto questa condizione perché evidentemente poi le portava a trattare con dei casi umani molto particolari e che quindi davano dolore, quindi era una posizione che non sceglievano loro, era una specie di dono che infatti a Nuoro questo dono qui si chiamava su castigo, cioè quindi il castigo non era un dono, era un castigo divino che veniva dato a queste donne. All'interno di questa categoria poi c'erano queste particolari, le chiamo adesso strega in maniera italiana, che si chiamavano tine, che deriva dalla parola divina, la divinatrice. E queste tine erano, come posso dire, delle streghe specializzate in qualche cosa, ce n'erano diverse, era famosa per esempio Elisabetta, una tina di Orgosolo, che anticipava veramente il futuro e sapeva quello che sarebbe successo a determinate persone. Francesca è diversa, Francesca tratta con la morte e c'ha questo contatto con la morte per dare, diciamo, donare qualche ora in più a chi sta morendo per qualche regione particolare. È chiaro che
per lei non lo sa in quel momento lì, lo saprà dopo, evidentemente è un borsellino che si svuota, quindi il suo potere via via viene a toccare la stessa sua esistenza. E questo tanto più velocemente quanto più il suo dono è determinato dalla bontà, quindi un gesto semplicemente di bontà, e non da una vera necessità di chi sta morendo. Quindi quando la necessità di chi sta morendo è molto forte, predominante, e lei semplicemente fa da, come posso dire, passacarte, allora il suo borsellino si svuota, fatemi dire, lentamente. Quando invece si fa trasportare dal suo animo buono, evidentemente questo le costa di più in termini di vita. Nel racconto incontriamo particolari personaggi affetti, così si pensava a Nuoro, da una delle 34 forme di pazzia ufficialmente catalogate. Uno di questi è Diego, io l'ho conosciuto, infatti ne parlavamo anche poco fa, me lo ricordo. Veniva a trovarci, veniva da noi e andava dappertutto, era sempre scalzo d'estate e d'inverno, aveva un sacchetto appresso dove metteva tutto ciò che qualcosa si dava, no? Io lo ricordo profondamente buono, sorridente, sarà che scherzavamo quando ci incontravamo. Poi c'era Arge Montonariu, da mamma l'ho sentito dire varie volte Culi America, poi c'era Zuvarone e tanti altri. Uno in particolare diventa protagonista del romanzo, Raffaele. Mio padre ha scritto una bellissima poesia su questo personaggio, io pensavo che non fosse esistito, invece evidentemente è esistito. Mio fratello Paolo l'ha armonizzata e l'ha cantata, c'è anche su internet. E si chiamava Raffaele, quindi me lo sono ritrovata nel tuo libro. Ecco perché ti domandi ma cosa c'è di vero e cosa c'è di inventato, perché alcuni personaggi li ho incontrati. Allora Raffaele si muoveva e nitriva come un cavallo ed era innamorato di Francesca e forse Francesca era innamorata di lui. Tu, cavallo e uomo, tu, splendida creatura, ho amato il tuo passo elegante, il tuo galoppo gioioso e il tuo nitrito, la tua attenzione, le tue premure, la tua dolcezza. Cosa sarà Nuoro senza di te, Raffaele? Ci sarà ancora Nuoro dopo di te? Ho provato affetto per Lina e per Vincenzo, il mio vicino sfortunato, mentre Agostino è stato mio fratello appena per un anno. Il caldo amore che non avevo mai avuto. Sì, ho amato Agostino e mi manca così tanto ogni momento che penso a lui. Tuttavia, il mio più puro sentimento d'amore, qualcosa di religioso, spirituale ed etereo, è sempre stato per te. Tutta la mia vita. Adesso lo capisco. Hai salvato la mia vita e la mia anima. Eri già malato 8 mesi fa, quando sono andata da Filomena, la strega, chiedendogli un pietoso aborto. Viveva nel quartiere di Monte Iacca, quella tetrastrada che sprofonda verso la frazione di Lollove, in quella gola di disperazione e di povertà. Quella sera ogni cosa stava crollando nella mia mente, come un ceppo divorato dal fuoco. Io sentivo le voci di dozzine di non nati, le loro grida di richiamo a uno spaventoso limbo. E Filomena non era una strega buona, l'ho capito subito, ma semplicemente uno strumento del male. Anche lei un essere maligno. E io ero lì, sdraiata in quello sporco lettino o una barella, non so, aspettando lei che stava arroventando un lungo ferro da calza. Allora, domanda, io non so se sono domande che ti piacciono o meno, comunque te le faccio. Perché questi personaggi venivano considerati e rispettati solo a Nuoro? È una bella domanda, è difficile rispondere. Penso, allora, ci sono diverse teorie, una di quelle che dice che Nuoro era tanto grande che aveva bisogno di cori di pazzi per sostenere e come posso dire, puntellare questa grandezza particolare di Nuoro. E quindi c'erano questi 34, perché sono state proprio tabellate 34 forme di pazzia che erano esistenti a Nuoro e che formavano dei raggruppamenti effettivamente di persone straordinarie nella loro
nella loro pazzia, ma come avete visto Raffaele, come era Dieghetto, come erano gli altri, erano comunque delle persone che vivevano insieme alla comunità. Nuoro non ha mai respinto i pazzi. Mentre gli altri paesi tante volte organizzavano delle feste semi-religiose, delle cerimonie semi-religiose per scardinare questa pazzia, quindi per togliere la pazzia dalla testa delle persone, perché dicevano appunto che c'erano degli spiriti che mangiavano la testa di questi disturbati, di queste persone. Loro invece proprio in un certo senso si beava di queste forme di pazzia. Quindi i pazzi vivevano, io ne ricordo tantissimi quando ero piccolo, vivevano con noi, erano parte di noi, non venivano mai rifiutati. E quindi non erano neanche, questa è una cosa bella, non erano neanche chiusi all'interno delle famiglie, un po' che si vergognassero, cioè, erano per le strade, erano nei cortili, venivano a messa, venivano ai funerali, eccetera. Era una particolarità di Nuoro che non veniva mai scalzata, e questa penso che sia terminata negli anni 70, quando poi si è iniziati a vergognare invece dei pazzi, cosa che in realtà è molto stupida. E che sono successi dei fatti. Ho intervistato delle persone anziane e ognuna aveva una storia da raccontare, però non li pubblichi, signora Rosa, perché? Perché può portare sfortuna. E quindi poi a Budoni c'era anche Zapana, che era quella che moriva nel parto, e doveva lavare i panni per un periodo di tempo, però se mentre li lavava qualcuno le scorgeva dovevano riniziare da capo, come che ne avesse colpa lei, no? Se moriva. Esatto. Allora, tutti a Nuoro rispettavano queste donne, tranne i preti, perché? Perché i preti vedevano la propria autorità, come posso dire, minacciata fortemente da queste donne. Quindi, mentre nelle comunità, non solo a Nuoro, parlavo appunto con persone di Orgoglio da poco, le streghe non era una forma di pazzia, era una forma di possessione, insomma, però comunque venivano rispettate da tutti ed erano utilizzati da tutti alla bisogna. Evidentemente queste davano molto fastidio ai preti. Loro erano quelli che delegittimavano i banditi, erano quelli che delegittimavano i fuorilegge, mentre invece nella popolazione, soprattutto fate conto nel 1700 ci sono state tre campagne contro il banditismo. In realtà erano campagne non solo di colonizzazione, ma di rarefazione demografica, perché il popolo sardo è stato rarefatto demograficamente in quegli anni lì. Ci sono state 3 grossi campagne durante la quale venivano impiccati. C'è stata la famosa giornata a Basanta, dove sono stati impiccati 500 persone in una giornata. Quindi c'erano effettivamente dei massacri che venivano compiuti in funzione di non avere problemi tra la popolazione per fare poi certe spoliazioni. Quindi questa è storia, noi l'abbiamo dimenticata e non la vogliamo ricordare, però è storia che è avvenuta e che è avvenuta poi fino alle ultime campagne, diciamo, non costituzionali, diciamo, sono avvenute nel 1954, attenzione, non stiamo parlando di 1700. Quindi questo fattore qui, diciamo, veniva, quando è che si perde una guerra? Una guerra, quando si dice una guerra asimmetrica, uno che è più debole e uno più forte. Non è la potenza delle armi o la quantità di persone che conta alla fine nella vittoria o nella sconfitta, quanto alla legittimazione di chi combatte. Se un gruppo è legittimato, allora riesce anche a superare un esercito più cospicuo e più forte. Se non è delegittimato, perde. I preti servivano molto a delegittimare la popolazione locale e a delegittimare soprattutto quello che era tra virgolette il banditismo, che all'inizio non era
il fenomeno criminale degli anni 60 che noi abbiamo conosciuto, i rapimenti, cioè quella è criminalità, punto. Non c'è storia che tenga, quindi non siamo qui a difendere i criminali. Ma il banditismo nel 1800, nel 1700 e nei primi del Novecento era un fenomeno di opposizione a un qualche cosa che non si capiva. Voi pensate che il codice di procedura penale, il codice di procedura civile che è stato inserito e forzato in Sardegna era scritto ovviamente in italiano, ma in Sardegna nessuno parlava l'italiano, nessuno, quindi nessuno aveva la possibilità di difendersi di fatto, no? Contro qualche cosa che inseriva questo elemento che era una bomba, no? Che era la lingua, una lingua straniera che veniva a imporre a me che ero pastore, che lavoravo in un certo modo e che facevo dell'abigeato, perché in quei tempi lì tutti facevano abigeato, per quanto era possibile, per quanto me lo permettessero gli altri, però si faceva l'abigeato. E questo era un codice che arrivava da fuori, scritto in una lingua che nessuno capiva, che mi rendeva immediatamente bandito, è chiaro? Quindi attenzione, le campagne, soprattutto quelle del 1700 e all'inizio del 1800, l'abbiamo citato prima, il Corpo Franco che è stato mandato in Sardegna nel 1820, era un corpo fatto da criminali che avevano assolutamente carta bianca nell'impiccare e nel fucilare chiunque loro volesse, senza tribunali. Anche questa è storia, però non ce la racconta. Ce la raccontano perché la storia la scrivono i vincitori e quindi scrivono quello che vogliono. Allora, mi ha particolarmente colpito il discorso sulla spiritualità rivolto da Vincenzo, un professore paraplegico con 3 lauree, a Francesca, e di un'attualità quasi disarmante. L'assenza dei pigmenti non è un miracolo, ma la prova che c'è uno spirito oltre il confine, cui non possiamo raggiungere. Stiamo perseguendo una strada sbagliata, come se il progresso fosse la soluzione alla nostra angoscia. La strada deve essere un'altra. Domanda: come veniva considerata l'ospitalità a Nuoro? Perché mi ha colpito molto il passaggio nel quale scrivi che magari prima si invitava il caffè e poi magari si ammazzava pure la persona, però il caffè prima andava invitato. L'ospitalità è proprio uno dei nostri valori, penso che valga ancora adesso, soprattutto anticamente era dovuta al fatto, c'era comunque una propensione all'ospitalità, se non ci fosse stata questa la porta sarebbe rimasta chiusa, però c'erano anche le condizioni, diciamo, logistiche, le condizioni dei paesi che portavano all'ospitalità. Perché evidentemente quando uno viaggiava in quei tempi non c'erano alberghi, non c'erano locande, non c'era niente, e quindi cosa funzionava? Funzionava quello che si chiamava il compare, c'era anche un bisogno di ospitalità, non si poteva chiudere le porte alle notizie, però c'è una propensione in noi, che questa è assolutamente una delle cose più belle che noi abbiamo come sardi, è proprio questo spirito di ospitalità che ci contraddistingue in tutto il mondo. Io ho avuto degli ospiti singaporeani la settimana scorsa, abbiamo passato 4 giorni, e adesso organizzeranno tante cose a Singapore, una settimana sarda col primo ministro, eccetera, perché oltre che sono rimasti colpiti ovviamente dai nostri cibi e dai nostri vini, perché abbiamo delle cose veramente eccezionali di cui non ci rendiamo conto, ma perché quello che li colpisce fortemente è la gente, l'ospitalità della gente. Scrivi che in un mondo chiuso e segregato come quello barbaricino, dove ciascuno è un'isola, più spesso di quanto si creda ci si riuniva intorno a un caminetto. Io questo me lo ricordo, non c'era il caminetto ma c'era il vicinato. Perché? E per raccontare cosa? Anche questa è storia, cioè anche per confessarsi, perché il caminetto era una terapia di gruppo, se ci pensiamo, no? Adesso fanno quei circoli cioè gli alcolisti anonimi, si mettono intorno e raccontano un po' le loro. L'unica maniera di parlare a Nuoro, che era comunque una città molto chiusa, anche in termini proprio di frasi, perché per esempio non esiste a Nuoro un discorso tipo buongiorno, come si dice buongiorno? A Nuoro si faceva oh, e l'altro oh,
tirando sulla testa, perché la testa non va mai abbassata, perché sopra un sardo c'è solo Dio, e quindi si diceva oh, oh. Ma non c'è una fraseologia tale da sostenere una conversazione così frilla, no? Nel senso così ci si incontra per... no. Allora, per superare questo impasse, che era un impasse molto forte, si usava il caminetto di fronte al fuoco d'inverno, chiaramente, quindi con un bicchiere di vino, il formaggio che veniva avvicinato al fuoco, tagliato, eccetera, eccetera. Questo aveva un effetto terapeutico, la gente parlava. Come parlava la gente di se stessa? Non parlava in maniera diretta, ma parlava attraverso i sogni, cioè si raccontavano i sogni, in realtà erano delle balle incredibili, ognuno raccontava quello che effettivamente gli stava a cuore, che però non poteva raccontare in maniera diretta. No? Mi sono innamorato di Luchia. No, allora ho sognato che mi ero innamorato di Luchia, che passavo in quella zona lì, eccetera. E gli altri sostenevano questa conversazione perché era in diretta, era impersonale, non era riferita alla stessa persona. Quindi proprio c'è un effetto terapeutico che funziona. Poetico e coinvolgente l'incontro con la vecchia e cieca greca, anche vero, zia Elena, ad Orosei, nel quale emerge l'inutilità della vendetta e la forza lubrificante dell'amore. Riflessione che viene rafforzata da Lina, la madre di Agostino, che pur distrutta per l'assassinio del figlio, non può consentire che Francesca, vendicandosi, diventi causa di altri morti in nome del figlio. Infatti le ricorda che il suo dono è donare pezzi di vita, non cancellarli. Ti domando, a prima vista pare che sia la chiusura verso gli altri, in particolare la vendetta, a scandire il tempo e a far muovere i personaggi, ma a ben guardare non è l'amore il filo conduttore del racconto? Ma, diciamo che l'amore è alla fine un risultato, perché insomma adesso se noi leggiamo anche per esempio Dostoevskij, su cui ho lavorato gli ultimi 2 anni, la lotta avviene dentro l'animo, no? La lotta fra il bene e il male avviene dentro il nostro animo, non è fuori, è dentro il nostro animo, è lì che il diavolo si scatena per cercare di portarci al male, è lì che noi invece cerchiamo di rispondere, di resistere. Allora la vendetta evidentemente in questo caso specifico era una cosa negativa, una vendetta personale, estremamente personalizzata. Il libro racconta tutto sommato questa lotta tra la voglia di vendetta e poi il trionfo dell'amore, quindi alla fine c'è un risultato, però non è che sia scontato all'inizio e che posso dire, sia dato per acquisito, ecco, perché non era così all'inizio. Ecco. Un altro protagonista del racconto è il Leccio, un Leccio secolare. Mio nonno aveva costruito la casa nel 1921, nel quartiere di Isabena, la parte più bassa di Nuoro. Aveva tracciato un recinto appena più grande dei rami di un leccio centenario e innalzato il suo sogno intorno a quell'albero. Ogni finestra del patio guarda verso i suoi rami verde scuro e ogni porta verso il tronco ricoperto di muschio. Fu una decisione dettata dall'amore e il leccio ripaga quel sentimento lontano, dandomi adesso un rassicurante affetto. Lui è mio fratello, è il mio animale domestico, il mio confessore e anche il mio pagliaccio. Durante le notti so che lui gioca con me con le sue fronde e mi prende in giro, gemendo e ululando come fosse un ragazzo. Io amo la pioggia, specialmente quando cade leggera, senza vento, e il mio albero fa una calma doccia, lo avverto. Piccole nuvole escono felici dagli interstizi della sua corteccia. Parliamo ancora di Elena, la vecchia greca diventata cieca, e del suo amore per i colori. Questo passo è bellissimo, perlomeno a me ha colpito in maniera particolare. Del suo amore per i colori che continua a vedere nella sua mente. Sono nata a Santorini, mi ha detto.
E ciò che ricordo di quell'isola sono soprattutto i colori dell'alba, del mare, del tramonto, della baia e delle montagne. Dicono che io conosca le frasi magiche. In realtà non ho fatto che raccogliere quelle voci strazianti. Avevo 7 anni quando i miei genitori morirono. I colori sono pieni di vita e la morte è la loro mancanza. Mi ha preso le mani con entrambe le sue, con forza. Ciò che voglio portare con me nell'altro mondo, ha detto, è il colore dell'amore. L'amore, ricordati, è la sola cosa degna. Degna di che cosa? Ho chiesto. Di vivere e di morire. Tutto il resto è niente. L'amore è tutto, cavolo. Francesca darà alla luce un figlio che chiamerà Agostino in ricordo dell'amatissimo figlio di Lina, la sua amata domestica, assassinato all'età di 9 anni. Agostino, diventato adulto e realizzatosi professionalmente lontano, inizialmente da Nuoro e poi dall'Italia, rivolgendosi a Demos, scriverà nella sua ultima lettera: Devo ritrovare e ricollegare le mie radici. Devo trovare me stesso. Sta a me scegliere il mio paradiso o il mio inferno. È questa la libertà, Demos? Un'altra scelta tra 2 vie dolorose? No, la scelta non riguarda la libertà. La scelta è sempre tra l'amore e la sua negazione. E traducendo le memorie di mia madre, ho già fatto la mia scelta, lo so. L'amore, per sfuggire all'egoismo, e la pazzia, per evitare la volgare, vuota saggezza. Devo tornare a casa, Demos. Niente in questo libro è come sembra, fino all'ultima pagina. Poco prima di morire, Francesca così scrive: Mi piace la figura di Gesù, come tratta con la morte. Lo vedo, non è eroico o figurativo, ma umano, disperatamente umano. Anche sua madre, la Vergine Maria, che è così vicina, premurosa. Mi piace anche lo Spirito Santo, perché è qualcosa di soprannaturale, come un respiro, un ricordo. E sono abituata al suo modo d'agire e al suo atteggiamento trascendentale. Lo capisco, ma il silenzio di Dio mi sconcerta. Un silenzio senza fine, per secoli e millenni. Un testardo, ostinato e intransigente silenzio. Che cosa vuole dimostrare? Perché questo comportamento così prolungato, infinito? È forse deluso, tradito o disilluso dagli esseri umani? È ferito, offeso. Sarebbe bastata una sua parola e ogni cosa sarebbe cambiata sulla terra, anche l'ingiustizia. E la solitudine, le sconfitte, le stragi e le distruzioni. Perché non l'ha pronunciata? Solo una parola, ti prego, se tu esisti, Dio, se mi vedi. Anche se sono barbaricina e dovrei capire il suo indiscutibile sordo rifiuto, quel chiudersi in se stesso e infine il suo perfetto isolamento. La sola risposta che posso darmi è che Dio sia nato qui, in questa terra di pietre, e abbia visto la situazione con i suoi occhi e abbia pensato che non poteva fare niente, neanche lui. Non poteva fare niente per cambiare le cose in Barbagia, nei paesi maligni che vanno da Nuoro a Orgosolo, a Urune, a Oliena e a tutti gli altri paesi. Nell'animo di questa gente essiccata dal vento, nelle storie che mai si posano in pace. Niente. È vero che Vittoria, come Marco Moledda, fanno indossare alle parole il loro vestito più bello, però se le parole già non fossero belle, insomma, guarda che veramente io, leggendo questo libro, non solo mi sono emozionata, cioè ma ho riscoperto la bellezza della lettura, perché in tanti scrivono ma in pochi arrivano. Vogliamo essere tutti scrittori e i lettori, come diceva Neruda, andremo a cercarli su Marte. Allora, ci sono domande? Tu hai qualcosa da dire ancora per concludere? No, ha parlato il tuo libro anche per te. Hai parlato anche tu, diciamoci la verità, però ha parlato soprattutto il tuo libro per te.